Sì. Sì. Cos'era? Carbone o? Carbone, caramelle, ma poi ne parliamo, quindi adesso spieghiamo tutto. Che dite? Faccio partire questa sigla con La senso sigla d'ore? nuova? È la sigla per le speciali buone feste. Cacchio, allora Ah, vai, ti vai, sei vai. divertito anche a fare la sigla nuova? No, non l'ho fatta io, l'ho solo Ah, serve il buon Kevin MacLeod, una cosa del genere. La faccio partire allora, vado? Vai. Oh, eccoci, anzi, come il buon Babbo oh Natale. mamma mia, vergogna. Sì, vergognissimo. Vergogna. Benvenuti, mi fan Friuli Venezia Giulisti e mi fan Venetisti. E Osteria, puntata Venetisti. 0005, speciale Buone Feste. La sigla di oggi non poteva non essere che Jingle Bells, sempre del mitico Kevin MacLeod, insomma, un giorno lo contatteremo, lo faremo venire qua in puntata. Perché? Perché la puntata è speciale. Questa è la puntata di fine anno, quella delle buone feste. Quindi non farò la solita premessa lunghissima, che però potrete ascoltare nelle puntate precedenti, ma andrò al dunque. Oggi in Osteria, l'Osteria digitale, ci sono Greg, presidente del MiFan Club del Friuli Venezia Giulia, e Davide, presidente del MiFan Club del Veneto, al quale dopo passerò la brocca. State notando la mia dizione e cadenza da grande doppiatore italiano? Sì, oggi faccio Sì? la intro figa. Esatto. Siamo due osti ubriaconi come voi di tecnologia, abbiamo questa Osteria perché ci piace bere e parlare con gli amici. Con noi ci siete noi voi. Ricordiamoci la definizione. Esatto, con noi ci siete noi voi, i nostri amici e colleghi di avventura, mi fan come noi voi. In realtà bugia, perché appunto Davide al momento non è online, perché è stato risucchiato da uno spazio-tempo parallelo, temporale, e quindi si collegherà più tardi, magari se si riuscirà a collegare, magari quando avrà attivato il flusso catalizzatore. Questo, insomma, vediamo poi cosa succederà. Quindi al momento ci sono, tra virgolette, io come padrone di casa, ma in realtà lo sappiamo tutti che le chiavi di casa, lo sapete, sono sotto lo zerbino, chiunque può entrare in osteria. Sappiamo bene che le regole sono facili perché non ci sono, siamo in una electronic tavern e quindi basta essere educati e rispettare tutto e tutti. Devo dire la cosa social, seguiteci su Instagram, basta cercare MFCFVG oppure MFC Veneto e poi necessariamente su Telegram e sulla mia community che vi ricordo l'URL. Ah, l'URL, capito la battuta? Vabbè, ok. Quindi www.c.me.com/it, quindi c.me.com/it per la mi community. Con me oggi sono veramente contento. Ci sta Mirko, vado in ordine, insomma, c'è un presidente qui, quindi dobbiamo andare in ordine. In questo momento online come ospite, ma non ospite, perché ripeto, non ci sono ospiti, siamo tutti mi fan. C'è il presidente del Mi Fan Club dell'Abruzzo, Kin Angel, quindi Mirko, in arte Kin Angel. Poi abbiamo Ricky, Rick99 e Nicola, detto il Gallo, insomma, friulani di, come si dice? Friulani doc? Come possiamo dire? Sì, Ni. eh sì. Super doc. Questa puntata è un po' strana perché appunto c'erano un sacco di cose strane, sono successe cose strane, insomma ci sono persone collegate, eccetera, eccetera, ma la prima mezz'ora la registreremo con il pre-puntata, dove abbiamo parlato di Cyberpunk 2077 di Nicola. E niente, quindi andrei direttamente al sodo con la puntata. Abbiamo tre festività, quindi la scaletta diciamo per l'11 dicembre 2020 sono le tre festività che dobbiamo ricordare, insomma, che sono il Natale, quindi il Capodanno e l'Epifania. Partiamo con il Natale, quindi la letterina Babbo Natale. La letterina Babbo Natale con questo, questa è la domanda. Quali specifiche tecniche vorresti nel tuo smartphone sotto l'albero? Io al solito dico la mia, perché sono un malefico e voglio subito la mia, faccio la principessa che parla subito. Eh, così vi do il tempo di pensare, però insomma ascoltatemi, maledetti. Il mio cellulare perfetto, perfettissimo e facile.
così facile appunto che poi non si trova mai come lo voglio, come sono sicuro che succederà anche per voi. Però noi possiamo sognare e chiedere anche un pony a Babbo Natale. Quindi il mio, caro Babbo Natale, il mio telefono perfetto, io vorrei che avesse per forza questi requisiti: uno schermo OLED, una buona fotocamera, quindi una normale ed una ultra wide, con OIS naturalmente, poi NFC assolutamente, nel 2020 non si può non avere l'NFC per effettuare i pagamenti, un peso ridotto, e qui già incominciamo a scremare, tipo sotto i 180 grammi. Io lo so che chiedo troppo, però sono stufo di avere gli avambracci tremolanti, sentire che da un momento all'altro potrebbe cadermi e fare un buco e tornare da dove è venuto in Cina. Cioè, vorrei qualcosa di leggero, cioè veramente, non si può avere 240 grammi cioè, sembra di portare un laptop, cioè, niente. Quindi, e poi infine, attenzione, rullo di tamburi, prezzo sotto le 400 euro. Lo so, chiedo troppo, dimensioni, velocità 5G, jack e altre di queste cose, non mi frega niente. Lo voglio così e basta, altrimenti piango e basta. Adesso a voi la brocca, chi vuole parlare? A me basta che sia un Mi 6. No, scherzo. Vai No, Nick, sto come dovrebbe scherzando. essere? Di a Babbo Ma Natale come dovrebbe io ho un bel array di fotocamere con ultra wide e naturalmente principale da, boh, direi anche sì, 64 megapixel. Ben venga. 108, ora come ora, non so se ci sono le capacità per sfruttarli. Mhm. Ehm, ma assolutamente per me è una vibrazione non che non faccia Vedi? bzz Metti un nuovo bzz. elemento, la vibrazione, sì. La vibrazione, assolutamente. Ma Ho quindi non è avuto solo il telefoni. Galeazzi che è fissato. Scusami se mi No, no, io la intervengo. vibrazione non deve fare bzz bzz e non deve muoversi sul tavolo quando vibra, per esempio. Però, È una delle cose che cerco di più, proprio è quella, perché se può avere tutte le più belle caratteristiche del mondo, ma se è zanzarosa, come dice Galeazzi, non scatta il non copyright. fa per me, non lo sopporto perché lo tengo sempre in vibrazione. Quindi è E come se quindi ti fosse una bella ragazza, però poi una voce squillante, stridente. no, 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 proprio no, via, 0. Ok. Ehm, farei un test anche con gli speaker sotto il vetro, quindi niente Mm. capsula auricolare, ma il vetro che vibra, Com'era la come buonanima del Mi Mix? esatto, come Mix 3, esattamente. No, il primo Mi Mix. Il primo? Ah, è Il vero, Il primo? primo Mi giusto, Il Mix. primo, il giusto, primo, il il primo Mi primo Mi Mix, sì. Mix, è vero, e basta. LOL. OLED, Cretino. Ma niente, scusa. OLED, Bellissimo. impronta digitale non so se underscreen, perché Mhm. vedendo è una figata, oppure direttamente sul tasto di accensione, in modo da comunque avere full screen, un'esperienza full screen senza notch. Mm. Oppure, se proprio bisogna avere un bucherello che non mi dà più di tanto fastidio, non toglie più di tanto Non screen faccio space, battute ecco. volgari su queste cose che hai detto. Se proprio bisogna avere un Se bucherello. proprio No, no, bisogna, insomma. ma sì, ma perché volendo anche alla Sony, maniera, no? Dove c'è tipo solo il mento un po' e sopra Sì, un pelino, sì. leggerissimo, leggerissimo proprio. Esatto, cioè, come se fosse una sorta di stempiatura, insomma, io lo posso dire queste cose. Cioè. E quindi sì, ma alla fine non chiedi neanche tanto, cioè Babbo Natale volendo Ah, mi potrebbe portartelo. basterebbe mi basterebbe un ricarica wireless ed NFC. Assolutamente sì. Bravo, una ricarica wireless effettivamente è comoda. Però per me non sarebbe un Batteria paletto. relativamente capiente, si va per i 4500 direi, se non di più, visto che comunque si fa utilizzo intenso di questi giorni, stando sempre a casa. Mhm. E non chiedo un telefono troppo grande, perché tanto se sono full screen qua tocca fare la comparison, ma le dimensioni del Mi 6 sono perfette e se fosse full screen sarebbe il telefono del Definitivo. 2020 e degli anni a venire.
Però l'altro giorno, se non Ehm, sbaglio, scusami se ti interrompo, vai, l'altro vai. giorno ne parlava proprio il capo di Redmi, adesso non mi ricordo i nomi, scusate. Diceva proprio quello che sarebbe impossibile avere in questo momento un telefono compatto, però con delle batterie generose, perché Per ora sì, per per ora sì, ora sì. perché ovviamente ci sono altri componenti, ci sono tanti altri componenti che non c'erano in telefoni, che erano magari tipo il Mi 6 di una volta, no? Cioè, Mh-mh, mh-mh. quindi sarebbe difficile poi trovare questa. Non è solo una dimensione di Beh, batteria. basterebbe semplicemente, secondo me, farlo un pochino più, ehm, no largo e no alto, ma pochino più profondo, ecco. Aumentare Però l'altezza da solo, quando è però, sul tavolo, aumentare l'altezza e insomma, secondo me si trova il giusto compromesso. Anche perché ormai, siamo abituati ad avere i super mega camera bump per esempio dell'S20, che è una roba vergognosa. stavo E pensando, scusa, vai, vai, vai. non chiedo un top di gamma, mi basterebbe un 765G, per esempio, come il Pixel 5. Un mediogamma spinto, dai, Sì, diciamo così. esatto, perché non fino a qualche anno fa c'era bisogno di avere un top di gamma per avere un'esperienza fluida. Io infatti ero andato di Mi 6 per quello, perché ero stufo di avere uno Snap 400 e volevo uno Snap 8. E la cosa si nota ancora tuttora, che comunque è un telefono prestantissimo, scattante, ma non credo che ci sia più bisogno di prendere un top di gamma per avere un'esperienza fluida, anche Mhm. grazie ai display ad alto refresh rate, 120, 144 Hz, anche 90. È Grande una Nick, mi figata. piace questa tua richiesta. Quindi sul peso cosa va? Non te ne frega niente. Può anche Ma pesare sti peso non me ne 500 frega niente, grammi. ho un telefono che pesa 200 grammi, Quindi sì, è un dice già mi sono mattoncino fatto il gli Mi 6. avambracci. E Sì, quindi, sì. ok. Bene Nick, ottimo, mi piace. Chi va? Chi le prossime? Chi è? Boh, a sto punto vado io, visto Vai che Ricky. comunque io ho, cioè come richieste sono molto simili a Nicola, nel senso che, ecco, io più che altro da uno Ah, devo fare partire il smartphone, gong. Per l'altra. Vai, vai Ricky. da uno smartphone chiedo affidabilità e supporto software, cioè nel senso, voglio l'aggiornamento io dal telefono, Cioè tu no? mi Per dici anche, hardware ok, fino a un certo punto è più importante il software, prima di tutto. allora, esatto, un software soprattutto fatto bene. Infatti uno dei motivi per cui mh, Xiaomi ai tempi, quindi il 2014, quando era, quello che mi era piaciuto tanto di Xiaomi era il fatto che il supporto che loro ti davano era molto più lungo rispetto a quello degli altri produttori di smartphone, no? Mhm. Cioè, se penso al Redmi 2, il Redmi 2 si è fatto dalla MIUI 6, 7. 6? 6, dalla Urca. 6 alla 9. 10, No, la 10 no, il Redmi 2 no. Non c'è mai arrivato. dalla 6 alla 9, quindi si è fatto 4 versioni. Il Mi 6 invece, quello Cioè che siamo ai livelli comunque di iPhone, insomma, cioè cose esatto, stratosferiche. È che poi uscito nel 2013 il 15. Redmi 2. Sì, fino al 2015, se non 16. Mhm. Sì, quindi si è fatto 4 versioni. È vero che non ti arrivava l'ultima versione di Android, però loro comunque ci mettevano, cioè la MIUI te la aggiornavano Sì, e in qualche modo compensavano, perché sulla MIUI portavano quello che Google portava su Android sostanzialmente. Però ci sta, cioè insomma dai, le cose giuste adesso sembra che sono di parte, però Xiaomi tuttora ascolta la community. Cioè io ti faccio l'esempio mio specifico, mi ricordo che ho avuto tempo fa il mio Dio, Mi Note 10 il mio Lite, Dio. il mio. Non è, l'avevi fatto apposta, ti prego, dimmi di sì perché è stupenda come battuta. No, non l'ho fatto apposta, però era fighissimo. No, il mio Dio, no, no, scherzo, però sì, non mi ricordo, Mi Note 10 Lite credo che fosse, e mi Mm, ricordo che non era possibile, così come nei OnePlus, mettere un DNS privato.
A me sta cosa mi Ok. faceva imbestialire, diciamo, perché non si può mettere un DNS privato? Perché magari ci sono alcuni siti che non puoi raggiungere, o comunque ti fa piacere magari utilizzare un certo DNS, faccio pubblicità gratuita 1111, forse mi sono dimenticato 11, ci siamo 4 No, bit, capiti? sì. 4 Esatto, top dell'elite, insomma, quindi... E mi dava fastidio, però ho letto che nei forum, che soprattutto i nostri, mi metti in piedi, amici e colleghi indiani hanno sfraganato le scatole a Xiaomi, ci hanno bombardato proprio di richiesta e io vedo che nel telefono che ho attualmente, che è un Mi 10, arrivo, Mi 10T Lite 5G, Mamma è mia. possibile mettere un DNS privato. E Ah, ecco, quindi anche nomi pronunciabili. quello lo possiamo vedere dopo per le caramelle o carbone da dare a Xiaomi. Dopo lo vediamo nell'Epifania. Mm. Bene, quindi Rick, a te Quindi, basta che questo quindi software. discorso software e quindi anche di affidabilità nel tempo, batteria, assolutamente. Cioè, Della... batteria tipo, c'è una bomba, tipo 6000 mAh, cosa vuoi? Deve essere un telefono che dura tanto, cioè deve durarmi il minimo sindacale sarebbe che io mi alzo la mattina alle 6 e alle 23 la sera quando vado a letto è, è al 20% no, canonico per la Per non carica, rovinare la insomma. batteria, cioè. Esatto. Ok, ma non chiedi Ehm, neanche tanto. sì, poi anche no, sempre il discorso che è inutile andare sui top di gamma, infatti, ecco, forse io tenderei a scendere, no? Perché Gallo ha detto, parlava del 765, io ti direi un 700, il 730, no? Quello del Poco X3, no? Anche perché per come uso io il computer, scusa, il telefono, che non gioco, non ci faccio niente di che, sostanzialmente vado su internet, su YouTube e uso Telegram e WhatsApp. Mhm, Cioè, questo è l'utilizzo del mio smartphone per il 90% del tempo. mhm. Boh, perfetto. Grande Rick, facciamo anche l'applauso, dai. Grazie. Va bene. Ottimo, alla fine non è che non state chiedendo chissà cosa, io pensavo che fosse insomma più cattivelli, va bene, va bene. Ma passiamo la parola a King Angel, così gli do il tempo di attivare il microfono e voglio sentire la sua, voglio sentire che telefono vorrebbe chiedere a Babbo Natale, il presidente dell'Abruzzo. Vai! Anzi, il gong, il gong, il gong! Vai. Allora, in primis, come mi sentite? Tutto Benissimo. bene Ottimo. adesso. Ti sento bene, ti vedo Adesso, bello, sei anche più asciuttino, ti sei preparato per il Natale, sei più adesso- magrolino, hai perso qualche chilo. In realtà non ci stiamo vedendo, ma fa figo dirlo. Vai Mirko. infatti, per risolvere ho dovuto staccare la webcam, quindi è tutto collegato. Ok. Praticamente avete detto tutto, cioè che devo aggiungere? Cioè tu uniresti tutte le cose che abbiamo detto noi e poi è Mm. fatta facile. No, dai, non ci credo. No, vabbè, io intanto partirei dal mio dispositivo, il mio vecchio dispositivo, il Mi 9T, che per me è uno dei più belli ultimamente che ha fatto Xiaomi. Full screen lo amo, non mi piace il notch, non mi piace... Panciol, cose Sì, strane. adoro lo schermo pulito. Quindi potenzierei un pochino lui, diciamo, con la ricarica wireless, un po' più di velocità, un po' più di capienza, era un 64 giga, almeno un 128 adesso. Ah, non c'era proprio il Uguale. Mi 9T 128, non era previsto all'epoca? C'era, mi sembra, però non l'ho Ah, sì, preso. sì. Ho preso il 64, anche perché essendo non espandibile è un peccato, capito? Ah, Poi sì, sei c'è ragione. limitato dal cloud, cioè devi per forza mettere le foto sul cloud, se no è impossibile. Mm-mm. Ti satura subito la memoria. E niente, quelle piccole cose in più che gli mancano. Quindi a Eh, te il Pepa, per esempio, il Minovetti mi ricorda che anche lui non era un campione di peso, era sulle 200 e passa. Però mi sa che forse sono l'unico che si ingrippa sul peso, invece poi non me ne frega niente, cioè anche se fosse, insomma, se bisogna avere tipo la tracolla. Il discorso non è quello della batteria, cioè nel senso, come ti dicevo, a me interessa la batteria e quindi sono più prono a scendere a compromessi da quel punto di vista. Ho capito, certo. Dice, meglio la batteria piuttosto del peso. Io vi dico la verità, io sarei uno di quelli che ricaricherebbe il telefono anche 2 volte al giorno, cioè Aggiungo tra una cosa, virgolette.
Forse venendo Aggiungo una dalla... cosa al mio smartphone ideale: deve essere resistente. Già. E Lì questa la vedo io la dura, ragazzi. conosco fin troppo bene come storia. Esatto. Immagino, mi conoscete da un po' di tempo. E va bene, insomma, ci sta tutta. Bravi, mi piace. Insomma, betto sto pure sto gong. Ma è così, ci sta tutto. E adesso parliamo del Capodanno. Io vado abbastanza veloce perché non dobbiamo fare una puntata stralunga, però insomma nessuno ci corre dietro, quindi tranquilli. Capodanno 2021, quali buoni propositi tech hai per il prossimo anno? Questa me la sono scritta perché se no non me la sarei mai ricordato. Io sempre al solito parto per primo, così avete il tempo di ragionarci un attimo. Dico la mia. Premesso che appunto i buoni propositi per l'anno nuovo sono un po' come quando dici che dopo le festività e le immense magnate ti iscriverai in Fai palestra, esatto, e diventerai come Adonis Creed, quindi insomma è quello che vorresti, ma sì, cioè in cuor tuo sai che non ci riuscirai mai, ma vorresti. Per il 2021 io vorrei imparare un nuovo linguaggio di programmazione, sì, ne voglio imparare uno nuovo, non so, vediamo, oppure magari approfondire in modo abbastanza più potente qualcuno che conosco, non so, però uno nuovo mi farebbe più piacere. E poi non ci crederete mai, ma vorrei imparare a fare musica elettronica, cioè in modo grezzo, per l'amor di Dio. Sì, sì, senza, Figo. sì, cioè, però senza aver studiato musica. Io non ho mai studiato musica, così neanche ad orecchio, cioè non so come dire, cioè sfruttare la mia fantasia e la tecnologia, insomma, moderna. Tempo fa avevo fatto sentire, no, la sigla che avevo fatto di bozze di osteria, quindi ho fatto qualcosina, però cioè, vorrei imparare a fare anche facendo solo clic clic sulla tastiera del PC, però mi piacerebbe fare un po' di musica elettronica. Questo è il mio buon proposito del 2021, naturalmente tech. Quindi facciamo come prima? Facciamo lo stesso giro oppure qualcuno vuole iniziare prima? Come volete voi? Propositi tech per il nuovo anno. Gong, vai Gallo. Io dovrò rifarmi parte del PC, ad essere sincero, e comprare il telefono nuovo. Perché sì, 2021 ragazzi, cioè sì, questa 2021 sarebbe il quarto anno. Se mi eh, dura per tutto il 2021 non lo cambio più. Proprio mi cioè tu tengo il mi Mi vuoi 6 a cambiare il vita. Mi 6, quindi vuol dire che veramente è un altro anno abbiamo due anni di seguito bisestili, quindi cioè, ma come funziona? Vabbè, Ehm, ok. Anche io imparare un nuovo linguaggio, volevo imparare Python. Ho preso mano a dei manuali online. Mhm. Cos'altro? Anche naturalmente passare gli esami riguardo al Eh, mondo tech, quindi programmazione, sistemi ma lì già su operativi, cose serie. ecco, No, scherzo. qualcosa di importante. Senti, solo una domanda di curiosità, ma Yes. il PC te lo faresti seguendo qualcuno che conosci? Cioè, nel senso, ti spiega... Aspetta, Ho aspetta. già Sì, lui tutte le mie stesso. conoscenze. No, infatti volevo dire, cioè ti confronteresti con qualcuno in un forum, che non so, ti metteresti a vedere qualche build fatta, che ne so, da come Ma cacchio si chiama? ho visto quando sono usciti Da i nuovi Blink 46, cioè processori. cose così, oppure te lo fai Ma tu no, e basta? non sono molto per gli youtuber italiani, ad essere sincero, a parte uno che è mio amico, salutiamo Thanatos Tech o More Than Tech. Ma dai, lo conosco E, anch'io. sì, è Sì, sì, fortissimo, è sì, bravissimo. sì, bravo. Anzi, E, un giorno di questi lo invitiamo. Sì, e, sì. cos'altro? Seguo gli americani, inglesi essenzialmente. Però dico, vai in E... modo, faresti in modo empirico, cioè nel senso non hai paura che magari proprio quella memoria lì va in conflitto con quella scheda madre lì. Ok, lo so che c'è scritto che oggi è praticamente impossibile sbagliare, però, cioè, no? Sì, con Ryzen però bisogna stare attenti anche a quelle cose lì e quindi io lo farei, sì, starei Quindi ci hai super fatto attento. spoiler pure sulla tua build che sarà basata Sì, su Ryzen, ok, ho capito. Va bene, ottimo, bello, vado di gong. Vai Rick! Allora, io partirei da quello più importante: laurearmi. Quindi lo metti dentro come buon proposito tech.
lo stesso. Cioè io spero per settembre, con i dovuti scongiuri, con le dovute cose, io per settembre dovrei finire la triennale, quindi sì, e poi partire subito con la magistrale. Strafestone, quindi ci inviterai? No, quello alla magistrale. Ah, ok, quindi non ci inviti, va bene, ok. Fuck. Vi manderò le foto. Ah, va bene, ok. Ho chiuso tutto, basta, ciao. No, scherzo. Poi altri propositi tech, anch'io adesso qua probabilmente si squarcerà il continuum spazio-temporale, però anch'io devo cambiare telefono. No. Ma cioè, scusami, anche tu? Anche Sì, tu mi abbandoni ho e già mi messo- sei solo dopo ho già 4 messo via anni. i soldi li ho già messi via, sono già lì pronti. C'è il Aspettiamo. porcellino pieno. Esatto. Ma abbiamo un'idea, cioè rimaniamo sempre... No, non c'è problema, lo sapete che qui siamo liberi di dire tutto quello che vogliamo, cioè se rimaniamo sempre in famiglia Xiaomi oppure si fanno le corna la mamma? Sì, no, cioè Huawei no. 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 Cosa? Realme e i vari Realme Oppo non mi convincono. Ok. E per andare verso OnePlus Pixel vuol dire farsi fuori un rene. Ora come ora sì, è vero. Allora, o aspetterei, cioè come indicativamente aspetterei di vedere o il Mi 11 Lite, un eventuale Mi 11 Lite, oppure il Poco F3, il prossimo Poco, vediamo. Più o meno sono orientato su queste scelte. Secondo me per il poco sei orientato perché sai che dietro ci sta una community indiana che in questo momento sta già facendo un nuovo firmware per un telefono che ancora non esiste, ma già lo stanno facendo, secondo me. Vabbè, ci sta tutto, ok. Poi un altro proposito è di vedere il mio... Devo fare quel cacchio di B2 di inglese perché... Quella è tosta, ragazzi. In qualche modo. Ma sei portato per le lingue oppure... No, è quello il problema. No, non capivo se fosse solo pigrizia oppure... È un po' pigrizia, un po' il fatto che io con l'inglese dalle elementari ci faccio a botte. Nel parlare, nello scrivere, è sempre stato un po' il mio tallone d'Achille. E anche a scuola. Bene. E allora vado di gong e passiamo alla parola a Chineggio. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono uno che programma, tra virgolette. C'è una cosa, se esce, Ecco, mi il tuo piace. microfono è come il vino, man mano che vai avanti migliora sempre di più, adesso è veramente Hai caldo. visto? Hai visto? Più Fine bevo puntata. e più migliora, hai visto? Vedi che Chinangelo veramente è di famiglia in Friuli, cioè non c'è niente da fare. Vai, scusa se ti ho interrotto. No, dicevamo, siccome io non sono il tipo che fa tanti programmi, se una cosa la vedo, mi piace, me la prendo, quindi difficilmente prevedo cose, tranne questo Mi Mix 4 che dicono che deve uscire, non si sa. Quello è una cosa che aspiro nel 2021. Addirittura, cioè tu mi... scusami, mi hai mandato in errore tutto il sistema, perché quindi tu ti prenderesti un telefono, cioè vorresti un outsider, vorresti qualcosa di un fuoriclasse. Se fosse pure un'edizione limitata, qualcosa del genere, questa volta la pazzia la faccio. Hai capito. Mi piace questa cosa, mi piace questa pazzia. Quindi siamo passati da 2 persone che dicevano che vogliono un medio gamma a uno che vuole proprio l'outsider. Ok. Poi vabbè, se abbassa vorrei passare a PS5. Non so se qualcuno piace l'Xbox, ma io sono Sony da sempre. Ma qua trovi dei PC Master Race, no? Come si dice? Non mi ricordo PCisti. Che dopo alla fine ci gioca la mia figlia, però intanto lo prendo.
Perché tanto la PlayStation 4 non la sto usando mai. Vabbè, ci praticamente. sta. Ma poi l'ho vista dal vivo, ma mica è così grande, però tutti quanti, è grandissimo, bla 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 bla, insomma è grande, sì, si sta, cioè alla fine è un computerone, ci Sì, sta, dai. infatti. C'è un'unica ventola enorme per dissipare il calore, quindi ci sta anche che sia un po' grande, insomma. L'avete visto il video su YouTube dello smontaggio da parte dell'ingegnere giapponese della Sony? Sì, Che meraviglia, sì, quell'uomo incredibile. senza sorridere mai, un uomo veramente privo di qualsiasi empatia verso il Emozione. genere umano, esatto. Senza nessuna emozione, veramente smonta quella PS5 e fa morire, è bellissimo. Mancava solo un bestemmione. Sì, tipo in giapponese. Vabbè, È ma entrato qualcuno. forse potrebbe. Aspetta un attimo, non lo so. Sì. Vediamo. Carcalo. C'è Davide. Eccolo, ciao. Oh, Ciao, Carcalo ha scusate finalmente il tolto ritardo. tutta l'acqua dalla sua facoltà. Ce l'ha fatta, dai. Oppure hanno finito i secchi, insomma. No, abbiamo dovuto fare come le belle lavanderine con gli stracci. Che è successo? Che è successo? No, ci sono. Scusate del ritardo, ma... Ma che è successo? No, avevo una lezione dell'università perché... All'università mi hanno messo una Grazie. lezione oggi quando non la dovevo avere. Poi siccome è un professore prolisso, dovrebbe finire alle 18, ma finisce sempre Noi alle stiamo 19. registrando, Minchia. quindi si sa che lui è un... Cacchio, alle 18 dovevate finire. Porca Sì. miseria! Già. Sì, bellissimo. Un po' prolisso. Ci Per sta essere tutto. gentili. Però vabbè. Così Allora, Chiamo il impari. prof prolisso. Buonasera, prof. Dove siete arrivati? Dove siete arrivati? Siamo arrivati a Capodanno, ti dico questa. Poi casomai tu fai un recap tuo. Trenino, Peppe. Peppe, esatto. Adesso c'è il buon Mirko che stava dicendo che prenderà la sua PS5. Prenderà la PS5. Vai avanti. Speriamo. E se mi lasci fare un piccolo spoiler, Madonna. Se mi No, puoi- devo censurare, devo dire Madonna di e cose varie. Vai, scusa. vabbè, è una cosa di... non è una censura. Allora, per chi aspetta il Mi Watch, da fonti abbastanza attendibili, non arriverà entro l'anno, quindi sarà qualcosa da prendere nel 2021, quindi lo possiamo mettere nelle aspettative per il 2021. Ma il Mi Watch quello quadrato? Il Mi Watch che hanno presentato durante l'evento quello della- tondo. Tondo. Sì, della Quello famiglia. tondo. Ma non ti E- frena il fatto che non ha Android NFC. Wear, che ha un sistema proprietario e basta? Ah, giusto, volevo chiederlo Un adesso. fatto di consumi hanno dovuto per forza mettere la proprietà. Perché se no era la giornata. Il classico giorno, neanche il giorno consuma troppo quel sistema operativo. Allora io vi dico che così per darvi la mia esperienza, io ho utilizzato un Fossil di seconda generazione, di quinta generazione, quindi con un giga di RAM, che sembra pochissimo, però fino alla passata generazione ero andato solo con 512. E devo dire la verità, a parte il fatto, appunto, come ha detto Mirko, che cioè, devi caricarlo praticamente una volta al giorno per forza, e comunque poi dopo se lo usi di notte avrai sempre poca batteria l'indomani, sei un po' sempre lì a rincorrere la batteria. Però non è male, sai, ti devo dire la verità, è molto simile cioè siamo vicini all'Apple Watch, ovvio che non raggiungiamo quel livello di ecosistema, quindi sai che puoi fare qualsiasi cosa con quello, l'iPad collegato, cioè insomma non è la stessa cosa, però devo dire la verità, non è male, è un buon sistema, quindi non so come possa essere un sistema proprietario di Xiaomi, quindi ce lo farei sapere tu, Mirko. Certo. Poi Greg, noi siamo abituati alla Mi Band, che ci Sì. dimentichiamo di caricarla. Io ho il Bip, quindi ancora di più mi dimentico di ricaricarlo. Quindi... Mamma mia, veramente. Cioè, veramente. Anche Quindi- se la Mi Band 4 ultimamente nell'ultimo periodo, dopo un anno di ininterrotto servizio, effettivamente la vedevo che stava iniziando ad avere qualche problemino.
Sì, dopo un anno. Cioè, sì, scedo un po', però ci sta tutta, dai. Però veramente no, è una figata di caricarlo ogni 10 giorni, così, cioè veramente... Dicono 16 giorni il Mi Watch avrà come autonomia. Quindi, meno Spettacolo. male Tenendolo come- spento. No, scherzo. Vabbè, che vergogna. E quindi, no, ci sta, mi piace, esteticamente mi piace moltissimo. Quindi sì, potremmo scroccarti un unboxing, perché ricordo ragazzi che in Abruzzo, il Mi Fan Club dell'Abruzzo sono veramente specialisti dell'unboxing, fanno una bellissima cosa che potremmo copiare anche noi in Friuli, che è quella Ma che tu hai tutta questa ogni... voglia di copiare le persone, dove la trovi? No, scherzo. Non so, siete voi che mi copiate, quindi sto scherzando, va bene. No, nel senso che è carina come idea il fatto di fare, cioè ogni ragazzo, ogni utente, tra virgolette, ogni Mi Fan che riceve qualcosa fa un unboxing, si riprende e poi lo mette online il presidente. Insomma, è carina come cosa, mi piace come idea. ci danno il Applauso. video, lo modifichiamo, aggiungiamo le musiche, tagliamo, cuciamo, Sì, insomma, fate tutta la raffiguriamo. parte editing, però Sì. sì, togliete Ma in magari qualche realtà bestemmione quei che Mi tipo... Fan vengono... Quando facciamo quei- la scatola. In realtà Io ho quei un Mi video da Fan- inviarvi sul gruppo di Telegram che Ma chi è che veramente sta sbucciando le mi ha patate? lasciato Sento qualcuno che fa stupefatto. Cosa No, faccio? sta pompando le gomme della ruota. Perché io sento adesso abbiamo c'è L'uccellino Sono io che dell'autoerotismo qui online No, oppure sono io che sto dando l'acqua alle piante con... Vabbè, la smetto. Ah, Davide dà l'acqua alle piante mentre che parliamo Poi guarda, cioè, tu non hai idea, questa cazzarina di università. Ieri ho fatto alle 3 del mattino e stamattina alle 8 ero sveglio. L'altro giorno ho fatto alle 4 e mezza, alle 8 ero sveglio. ragazzo Non posso quando hai più. premuto il tastino I agree lo sapevi che era così Ma l'università Adesso c'è anche il sei tastino ormai rinuncia agli dentro studi, vorrei no dire. non ne puoi più uscire non bellissimo uscirai. quello. L'ho provato una volta. No, dai, sei uscito fuori dal gruppo e poi sei rientrato, ma dai. Abbandono gli studi. Ho lasciato l'università e poi mi sono reiscritto. Ma Mi pare bravo. No, dai, una volta che uno entra, dai. io non ho ancora perso quella scommessa, E tu fino a Vado scordare settembre Gallo. non devi neanche invitare, quindi non ce ne frega niente. Chi era l'altra persona? Dopo me lo dici, perché non me lo ricordo. Eri tu, man. Ero io e l'altro? Ah, sì, è vero, adesso mi ricordo. Va bene, va Io bene. quella scommessa non l'ho ancora persa. Ci siamo capiti. Sentite, io allora a questo punto scatto l'altro... scusami Mirko, c'era altro che volevi dire? Perché noi Posso, l'abbiamo posso, interrotto, così. ma alla fine... Già troppe cose devo acquistare per il 2021. Quello che ho detto. quindi. No, in realtà Allora, nel Mi Fan Davide, lo faccio fare... Club... a questo punto ti faccio fare tutto alla fine. Davide, ti faccio fare tutto alla fine. Vabbè, no, volevo dire solo che il mio fan club di Abruzzo paga in tangenti con magliette i fan per farsi fare i video, capito? Cioè, gli dà sotto banco i Che prodotti, fammi questo magliette video. cover Con gli- del Note 7. Io so che come moneta loro utilizzano gli arrosticini, no? Tipo è Che tipo bontà, giusto. vorrei un anch'io. arrostino coin, tipo un bitcoin. Mentre... Va bene, quindi... Bene, va bene. Allora andiamo avanti. Adesso dobbiamo ricordare l'Epifania, quindi sta cosa, insomma, ormai ce la finiamo. L'Epifania, caramelle e carbone, cose buone e cattive fatte da Xiaomi nel 2020. Al solito inizio io, così voi pensate a questa cosa. Per me... Io. No. Xiaomi per me merita le caramelle per aver saputo sfruttare la situazione, aver preso un bel vantaggio verso Huawei, attenzione poi lo censurerò, scherzo, ma senza aver perso la sua identità. Secondo me i suoi valori storici, insomma, sono stati rispettati, quindi per me brava per questo, caramelle per questo. Inoltre merita caramelle perché, come dicevo prima, per quel fatto del DNS, dà ancora spazio alla gente e ai suoi fan, ascolta la community e i fan club come i nostri. Si instaura secondo me un attaccamento al brand non morboso, perché hai visto, cioè, abbiamo parlato di OnePlus, di altre marche, altri brand senza problemi, perché appunto puoi cambiare cellulare o altro oggetto tech, ma poi comunque sai che c'è una sorta di attaccamento, cioè di amicizia viscerale in un certo senso con Xiaomi, ti senti di far parte di un gruppo, una cosa molto carina
che è senza nessuna forzatura o distorsione. Quindi sì, ci sta, mi piace. Quindi queste le caramelle. Per quanto riguarda il carbone, nel 2020 secondo me con il 5G, il 5G per tutti ha fatto un flagship al quale io egoisticamente aspiravo, che era il Mi 10, che è stato super costoso. Ok, lo so che era colpa di Qualcomm, dell'865, adesso mi stavo incasinando con l'888, con l'865, insomma, e quindi... Stiamo a vedere con l'888. Esatto, te voglio vedere. Quindi io avrei preferito, cioè capisco che insomma ho alzato l'asticella, avrei preferito che questa asticella rimanesse più bassa, avrei preferito magari un bug in più, una pecca in più, una cosa in meno, ma a un prezzo più vicino alla gente comune, che comunque poi ha rispettato con altri 1.000 milioni di modelli che ha... Come solito fare, sì. Esatto, però io il top di gamma l'avrei preferito con un prezzo più basso. O io il carbone glielo devo dare e io ho dato. E quindi vado col gong e passo la parola a Nicolone. Vai. Ah sì, tocca a me? Allora, io Sì, quest'anno col con giro di Xiaomi devo dire uno, non ho seguito molto perché perché ti sei fatto una perché ragazza. non ero alla ricerca di nuovi telefoni Xiaomi, essenzialmente. Vabbè, in generale, puoi anche parlare in generale se c'è Ci stato siamo qualche... trovati bene, siamo riusciti a comprare un Mi Note 10 Lite per mio padre, perché doveva cambiare telefono da quella, diciamo, ciofeca di Mi 8 Lite che si era ritrovato, perché il vecchio telefono moriva a metà mattina, per esempio, che è una roba inaccettabile, inaccettabile. E non faceva belle foto e cos'altro aveva? Il vetro si è rotto cadendo da 1 metro. E vabbè, ma so di altre persone a cui il telefono è caduto dopo una settimana di utilizzo e ancora lo utilizzano. Cough cough, Riccardo, cough cough. Quindi per te né caramelle né carbone, va bene così. Ma per me sì, ad essere sincero, perché non sono stato molto vigile, ecco. Ok, va bene, io vado di gong e passo al Rick 99. Allora, per Xiaomi ti dico, Che c'è la lista, parto, ragazzi. parto dal carbone. Dai, parto dal carbone. Vai dal carbone. Carbone perché ha mandato il Mi 6 in end of life. Mega rip, è vero. Quello è proprio carbone. Esatto. Scusate, ce l'avevo in soundbar e dovevo... Darth Vader. Carbone è proprio quello No. quello che si usa per fare l'acciaio. Il carbon cock. No, Esatto, carbon coke. Carbone anche perché devono fare pace col cervello, nel senso dal punto di vista dei nomi, brand, eccetera, devono fare un po' pace col cervello, ma da un certo punto di vista li capisco, perché l'avevo detto ancora a giugno, mi pare, quando abbiamo fatto la puntata a giugno, e avevo detto che Xiaomi è la Samsung, in questo momento Xiaomi è la Samsung del 2000, dei primi anni del 2010. Sì, fino al Quindi, 2013, dai. esatto, quindi azienda super in espansione che tanto poi in BP caga fuori telefoni a manetta per riempire il più possibile il mercato. Posso fare una parentesi? Oggi leggevo che al terzo posto nel mondo ha superato anche la Apple. Quindi c'è Esatto. proprio... Ah, è ragazzi, è una cosa incredibile, diciamo, chi se Esatto. l'aspettava? Fino a 2 anni fa, un anno fa, tu mai potevi Cioè, ma da un pensare certo che... punto di vista è una cosa comprensibile, nel senso, è una cosa che è una fase fisiologica. Ma adesso probabilmente penso già dal prossimo anno, adesso dipenderà molto dal rapporto che Xiaomi avrà con Poco e con Redmi. E secondo me sta lì quello che sarà Xiaomi nei prossimi anni. Cioè nel modo in cui si andranno a collocare Xiaomi, Redmi e Poco all'interno dei vari mercati in cui si trovano. E questo. Vai di caramelle allora. Caramelle. Allora, una caramella per il Mistora Udine.
Ah, Giusto, grande, hai è ragione, vero, bravo. è vero. Caramellone, dai, questo caramellone. Caramella e Che Vabbè, carbone sì, per sì. me. io ancora non ho visto, però insomma mi fido Sì, di voi. vabbè, noi diamo una caramella sulla fiducia perché purtroppo non l'abbiamo ancora vista. Sì, Ma, causa ma zone arancioni, gialle, rosse, insomma, vabbè. esatto, avrebbero Diciamo potuto niente che darci ci una stanno degli deroga perché abruzzesi Xiaomi è online. arancione. Ci stanno degli abruzzesi online. Occhio ragazzi, ci sono dei fuorilegge. Mamma mia, mamma mia. Andiamo avanti. Quindi Andiamo avanti. caramella per il Mistro Udine, caramella, io invece la caramella per il Mi 10 la do, perché comunque, cioè perché mi ricordo, no, quando l'hanno presentato a maggio, no, a febbraio forse, mi pare che Era a febbraio, sì. Che era a cosa? febbraio. Il La Mi presentazione 10 del l'avevano 10. presentato a Sì, febbraio. Eri sì, sì, stato sì. abbastanza critico, Ricky, se non sbaglio, quella volta lì. Sì, allora, perché boh, innanzitutto la presentazione, no, in pompa magna, con tutto, eccetera, che quella veramente fa capire, cioè, come Xiaomi sia diventata un'azienda seria, no? Nel Mhm. senso, che fa le presentazioni in ultra mega pompa magna, Tu eri eccetera. abituato Come faceva. con i foglietti e con al massimo il PowerPoint di... No, scherzo. Esatto. No, ok, È è cresciuto. quello. No, perché hanno voluto, no? E mi ricordo che avevano puntato molto su questa cosa durante la presentazione. Hanno voluto cercare di fare quel passo in più. Che ci Però, sta. esatto, però come hai detto tu prima, non rinunciando, perché alla fine, ok, loro ti hanno fatto il super mega top di gamma da quanto costava? 800 mi pare. 899 mi pare costasse il Mi 10. Sì, mi sembra di sì. 999. Mhm. Il Pro 1000 mi sembra, 999. E Esatto, è 899 è il 1099 il Pro, normale. esatto. Quindi hanno voluto fare quel passo un po' più lungo, ma anche per vedere qual era la reazione del pubblico, dei loro appassionati, ma allo stesso tempo ci sono un po' paraculati, diciamolo, perché hanno tirato fuori l'F2 Pro, il Mi 10T, eccetera, no? Quindi comunque hanno voluto tentare qualcosa di più, ma tenendosi buoni Beh, lo fanno quello zoccolo che duro. fanno sempre, cioè nel senso che anche differenze di 5 euro c'è un telefono c'è anche con una differenza di 5 euro c'è un telefono per te, cioè Esatto. mille milioni di modelli, però così fanno contenti chi ha un budget ben preciso e fanno contenti anche quelli che hanno i coupon, perché effettivamente il Mi 10 oggi, cioè oggi no, vabbè, oggi ormai sarebbe tra virgolette troppo vecchio, però 6 mesi fa lo riuscivi a prendere a un prezzo veramente ottimo, quindi alla fine basta aspettare se proprio non riesci o non puoi permettertelo, giustamente, insomma, ci sta, non è che Sì. tutti... Adesso vediamo come sarà con il 2021, vediamo che cosa Va tirano bene, fuori. mi piace. Vado di gong allora, Rick, sbagliato. Vai. E passo a Mirko. Vai Mirko. Eccomi, allora. Diciamo, io mi ricollego un po' al discorso che già avete fatto. Allora, caramelle per Xiaomi, perché anche durante quest'annata che è stata un po' così, comunque è stata sul pezzo, nel senso che comunque eh, si è vista anche dalla crescita che ha avuto, come dici tu Greg, che adesso è terza nelle vendite, non ho capito. Quindi comunque si è data da fare ed è stata sul pezzo su tutto. Anche Concordo. sia lato community con i MiFan, sempre molto vicini al MiFan, ha organizzato anche eventi durante il lockdown, ti ricordi? Molto vicino al MiFan anche durante quei periodi che non sono stati il top. Sì, sì. Quindi su questo tante caramelle. No, sono d'accordo. È un anno veramente difficile a Sì, livello social, se ci pensi, a livello community. e anche così però si è data da fare, insomma, non si è fermata un attimo. Carbone? E carbone, forse perché effettivamente, come dicevate voi, qualche modello in meno, no, più che altro per il non Mi Fan, Scusa. proprio perché effettivamente se chiedo un non Mi Fan
ci capisce ben poco di tutti questi nomi, noi bene o male li Ma c'è il conosciamo. rischio che si confonda, cioè c'è Sì, la quello è il signora problema. mamma di Greg che va là e fa: "Oh Madonna, mi ero appena deciso di prendermi il Mi 9 Pro", che ne so, dico una cavolata, e poi magari però mi ha detto mio cugino, no, mi ha detto mio figlio che ne so, c'è il Mi 10 prossimo in uscita, magari si confonde, non lo so. Sì, Può è quello il essere problema. È che alla fine possono... evidentemente paga bene, se questa è la strategia che hanno vende, vuol dire che va bene, però effettivamente Sicuramente, potrebbe. sì, sicuramente riesce a prendere tutta la fetta del mercato perché, come dici tu, a distanza di pochi euro riesce a trovare il telefono con l'NFC, quello con la ricarica wireless, comunque tutte le esigenze che una persona ha, quindi basta che sai quello che vuoi e trovi il dispositivo per te, quindi quello ok, però per chi ne capisce, tra virgolette, chi invece viene da un dispositivo, lo voglio cambiare, vediamo che trova a buon prezzo, secondo me inizia a avere difficoltà con tutti questi nomi, Sì, 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 capito? sì, sì. È difficile, cioè, io ti ripeto, basta come Nicola, basta che è un appassionato, però basta veramente poco, magari basta che salta un paio di mesi e si perde, cioè non riesci più a stare dietro, si dovrebbe fare tipo una sorta di bignami ogni anno. Vabbè, è così. Quindi, questo solo come carbone? Dai. Siete buoni, volete bene veramente, ragazzi, bravi. Esatto, quindi... Sentite, siccome ci sarebbe qualcuno che in questo momento Io penso, aggiungerei un F per Luca Frigerio che ha lasciato Xiaomi. vabbè, Sì, è vero, ognuno, che è migrato verso altri porti. Lidi. Lidi, questo giusto. taglio tutto quello che stai dicendo, no, sto scherzando. No, vabbè, ci sta, ha dato tantissimo per la community, effettivamente comunque nessuno può negarlo, ha preso altre strade e comunque è veramente un bravissimo ragazzo. Io mi trovo bene anche, non lo dico per dire perché ascolterà la puntata, però mi trovo benissimo anche col suo sostituto. E ti dico veramente, una cosa veramente figa della community è che nonostante, tra virgolette, comunque c'è un organigramma, comunque c'è una sorta di, come ti posso dire, di scala gerarchica, no? In un certo senso, però quando si fanno le cose con, passatemi il termine natalizio, dato che siamo in una puntata speciale, buone feste, quando c'è veramente della fratellanza, dell'amore per qualcosa, per una passione comune, alla fine, cioè, veramente può mancare una persona, ma nessuno è indispensabile, cioè sono veramente tutti indispensabili. Cioè, veramente una persona è importante, quindi può venire anche il più bravo dei social media manager o anche il più scarso, però alla fine se la community è forte tutto il sistema. Non so, taglio tutto o la lascio questa cosa che ho detto? No, scherzo. Sono commosso. Vabbè. Più che altro, Greg, Domani l'Italia è in lacrime per le Vai, parole. Press. perché Scusa, c'è il presidente diciamo, che sta. nella community è fondamentale aiutarsi a vicenda. Quindi Sì. in quel momento se una persona è in difficoltà si dà una mano, si aiuta, anche quando si organizzano eventi, ci si parla. Quindi chiunque entra all'interno della community sicuramente Sì, si non ci devono trova in un essere. ambiente bello, capito? È bello anche tipo, tra virgolette, non lo dico per dire veramente, anche il copiarsi, cioè perché magari un'altra regione può avere un'idea, noi possiamo avere un'idea, la copia qualcun altro, oppure Siamo gli tipo. unici che facciamo la osteria. No, adesso c'è il canale, adesso non voglio, cioè sembra che tra virgolette mi voglio vantare come regione, però abbiamo aperto appunto io e Davide per il Discord e poi dopo è venuta appunto l'idea fuori di Discord, adesso il canale Discord di MFC è un bel canale, cioè è veramente utilizzato da tutti, fanno anche le dirette gli altri, ognuno con un nome Di diverso, dove, insomma. scusa, che non ho sentito? Anche Abruzzo stesso, anche Mirko fanno delle splendide dirette che poi potete partecipare tranquillamente, cioè, ci sono, se seguite, anzi se capiterà potremo anche pubblicizzare, perché appunto non c'è Facciamo più la tutto insieme. territorialità, esatto, non c'è più territorialità in futuro, magari vi dicevo appunto che potremmo cambiare anche un pelino, perché adesso ormai dovevamo fare questa puntata speciale natalizia
e quindi fare un po' il punto della situazione, eccetera, eccetera, ma in futuro avremo altri presidenti qui con noi e quindi anche altre persone di altre regioni, perché è bello confrontarsi anche con altre regioni, cioè, dico una cavolata, cioè, potremmo sentire dei ragazzi napoletani che magari avrebbero delle idee, o siciliani, sardi, insomma, potrebbero avere delle idee completamente diverse dalle nostre, però sapete come no? La diversità in un certo senso aiuta. Faccio partire i violini oppure come? Però è così. No, Mirko, sei d'accordo anche tu, Davide? No. Sì, sì. Io Yes, sono... sono Davide sta d'accordissimo. lavando la macchina in questo momento, non gliene frega. No. In topless. Vestito da signorina 11 Ute. dicembre. Esatto. Senti Dave, per giustificare la tua presenza qui, che è assolutamente inutile, no, Ok. scherzo Davide, ci Sì. conosciamo da anni e quindi ci vogliamo bene, quindi mi permetto di essere più Mhm. cattivo. Vuoi farci Mettere velocemente la carbone. tua scaletta? No, prima Natale, letterina Babbo Natale, come deve essere il tuo telefono? Velocissimo, perché stiamo sforando le 2 ore di puntata e penso che... Va bene, allora, letterina Babbo 2 Natale. ore? Eh No, sì, un'ora e tra mezza. prima e adesso stiamo Urca. a... No, 2 ore Un'ora no, e dai, ho mezza. detto Se una avete iniziato alle ragionata. 6. 1 ora e 28. Dammi idea. Allora, Per- Per prima di non brandizzato. Esatto. Allora, esatto, non brandizzato perché sto ancora aspettando Ma l'aggiornamento. scusa, a No, proposito, allora, ma sai che c'è una guida online che lo fa... Aspetta, chi è che l'ha fatto? Nicolò Cumerlato, se non sbaglio, ha fatto una guida online su come sbrandizzare lo Xiaomi senza problemi, senza fare cose particolari. Se ti va serve. bene, dopo guarderò allora. Allora, comunque, sotto cosa Veloce. vorrei nello smartphone dei desideri? Vorrei, vabbè, si sanno tutti, una fotocamera che sia decente, nel senso non di quelle con i pixel interpolarizzati che sono 108, ma poi in realtà sono 64 perché vengono in qualche modo... Una cosa fatta bene, meno fotocamere, una grandangolare, un teleobiettivo 5x e una fotocamera base da ritratto, fine. Non ne serve la macro, non serve altre cose. È comunque la stabilizzazione su entrambe, oppure che ci sia la Poi, possibilità, come fa Apple, di poter scambiare le lenti senza che ci sia quel lag. Che quello sarebbe Da carino. 2 minuti di applausi. se vuoi li faccio partire. Vabbè. Ok. Poi, vai Dave, vai, Poi che guadagnati non ci sta siano più roba. telefonini con smartphone con l'LCD, perché dai, 2021. Quindi questo volendo potrebbe anche essere un carbone? Sì, poi nel carbone avrei altro, insomma, da Adesso mettere. ci Vabbè, arriviamo. Però le C'è una LCD ci sta. montagna di carbone. Scusate se, ecco, a proposito di menzioniamo il super mega capo Carlo Cannarella. L'altro giorno diceva che lui si trova bene con un LCD perché effettivamente a lui, essendo un fotografo, nel modificare le foto deve avere le foto il più naturali possibile e non sparate da un OLED. Quindi È lui vero. preferiva il telefonino LCD perché così aveva una ok, ma una io non visione più sono, naturale. io non sono un fotografo che deve editare le E si foto vede perché infatti hai molte meno fighe rispetto a lui da fotografare. E qua dovrò Ma neanche io censurare. editerei le mie foto dal telefono, ad essere sincero. No, aspetta, attenzione, voglio difendere. Lui ha detto in casi eccezionali, quando mi capita di dover fare una modifica al volo perché magari un cliente ti ha chiesto una cosa, oppure gli serve tipo vedere, che ne so, Il mock-up. come si dice, tipo una sorta di foto prototipo, adesso non mi viene, insomma, tipo un Mock-up. campione. Bravo, un mock-up di una foto, così. Al volo lui fa la modifica al telefono, magari dice, allora lo preferisci più così? Se lui avesse un OLED, praticamente le labbra della ragazza sarebbero un Tyson dopo un incontro da 10 riprese, insomma, sarebbe super rosse e cose varie. Quindi, No, vabbè, però nel senso, a me piace un sacco l'Always on Display. so. Nel senso che comunque per lavoro lascio lì il cellulare, vedo le notifiche. A parte che non mi arrivano tutte le notifiche perché WhatsApp Business non Perché non viene ti cerca letta, nessuno. no, di conseguenza l'icona di WhatsApp Business non viene letta. E vabbè, però comunque. No, sono d'accordo con te, è vero. Dai, l'OLED ormai ci sta. Su. Capodanno. Quali propositi tech hai per il prossimo anno? Comprare, aggiornare il cellulare, almeno, se possibile, Quello brandizzarlo in qualche sempre, modo. Ok.
O cambiare Potete modello, tirare, è insomma, arrivata la perché... mia cena. Ah, buon Yeah! appetito. Io mi sa che ho risotto coi funghi questa sera. Sento un Ricordiamo che Rick è profumino in che viene. quarantena, quindi gli aprono un obolo, aprono una specie di scatoletta, gli passano il cibo da sotto la porta. Come fanno? Che passano, C'è il lasciano passo il cibo vivante. sul cane. Passa vivando. Vai, vai Dave, vai. Caramelle e carbone soprattutto perché non mi No, puoi... cioè, scusa, Capodanno solo quello? Cioè, i buoni propositi tech è veramente... Son povero. Una soundbar per la TV, va bene? Soundbar, ci sta, ma sai che questo l'altro giorno ne ho provata una, Eh. ma devo dire che senza subwoofer sono assolutamente inutili, Vabbè, quindi se ti posso dare... soundbar col subwoofer ovviamente, cioè non è che... No, Perché scusami, tu magari lo Poi vai a vedi, vivere però sotto il ponte. è vero, È però finita i guarda che soldi. c'è una bella differenza, ragazzi, senza subwoofer è assolutamente inutile la soundbar. No, perché ho comprato il monitor nuovo per il PC e non ha le casse, quindi devo spostare le casse che sono attaccate alla TV sul PC e la TV che Xiaomi senza soundbar non rende, quindi Mm. devo per forza... Ah, è una stampante per il lavoro, va bene? Va bene. Vai di Epifania, Dave. Caramelle e Caramelle e carbone. carbone. No, carbone, carbonissimo, carbone nero, quello che usi da buttare all'interno delle vecchie locomotive a vapore, cioè proprio in miniera che... Perché non mi puoi far uscire un altro cellulare con lo stesso nome? Redmi Note 9 5G. Dai, Abbiamo capito ma che non se uno ti se l'è piace sta perso- roba. Ma no, ma scusa, siamo se seri, uno se cioè... l'è perso, te lo rimettono. No? Voglio dire, capisco se sia uscito con la serie vecchia, ok? Che quindi c'è la versione 5G, ma a 6 mesi, 7 mesi di distanza? Quanto è passato? 3 mesi, 4 mesi? Non puoi uscire un altro cellulare con lo stesso nome e chiamarlo 5G. Non so nemmeno se ci siano diverse varianti come il 9, 9S, 9 Pro. Non lo so, non ha, secondo me... Dovrebbe esserci il 9 e il 9 Pro, però sono per il mercato cinese attualmente. No, vabbè, lo so, ma ok che sono per il mercato cinese, ma nel momento in cui dovessero comunque arrivare in Italia, sempre se arrivano, ammesso e concesso che arrivano, cioè, hanno lo stesso nome. Capisco se avessero chiamato i 9 normali, 9, 9 Lite, 9 Pro, e quindi fa uscire un 9S 5G. Beh, va bene. Non vorrei che si arrivino, se arrivassero, diciamo, con un nome diverso, insomma. Che potrebbe anche Con un essere, rebrand, però... tipo di poco. Però questa cosa a me non piace, cioè prendere prendere un telefono chiamato appunto come il K30 che era in Cina, arriva con il nome di Poco F2 Pro. Cioè, è cambiato solo Forse il questo nome. qua è proprio quella cosa che diceva prima Ricky, no? Mi ricollego, scusa se scrocco il suo pensiero, però è proprio quello, bisogna vedere un attimo come sarà nel 2021, come si stabilizzeranno i tre brand monobrand, cioè nel senso Poco, Redmi, eccetera, eccetera. Sì, Forse magari, che ne so, ehm, dico una cavolata, magari si allontanerà Redmi, sto dicendo veramente una cavolata, si allontanerà Redmi dall'Italia, dal mercato, che ne so, europeo, mhm. e quindi un rebrand ci potrebbe stare che ti arriva sotto Ma forma di allora, sì, Poco. quello Non lo sì, so, quello è sì. una mia idea da quella cosa che mi ha fatto scaturire il Però pensiero di inizia a non Riccardo. essere più, non inizia più a essere innovativo. Sì, perché probabilmente essendoci già Realme come brand in Italia, in Europa, fa strano che un Realme venga poi chiamato Poco. Può darsi che effettivamente venga Questo fatta qua una è un Xiaomi non è lapsus, diversificazione. Xiaomi. è un lapsus oppure stai iniziando a passare al nemico, cioè stai andando a Realme. No, Hai scusa, detto? no, sì, scusate. Boh, Dave, solo perché sei stanco. No, volevo dire Lapsus Redmi, sì. freudiano. No, volevo dire che magari effettivamente, come hai detto tu, che Redmi abbandonerà magari il mercato europeo, che abbandonerà il mercato europeo e quindi si concentreranno con poco Xiaomi e quindi e giustamente va bene portare all'interno in Europa un dispositivo che in Asia è gestito da Redmi e in Italia poi venga gestito da poco, ma nel momento in cui esistono tutti e tre brand in Europa non ha senso
prendere un telefono destinato al mercato asiatico sotto Redmi e portarlo sotto Poco. Poi Chiaro, riprendo chiaro. anche il discorso di Mirko, che effettivamente ci sono troppi dispositivi, troppi telefonini, e questo significa che non ci sarà uno sviluppo software per ogni cellulare, quindi magari si avranno sempre meno aggiornamenti perché per starci dietro a Meno nuovi curati, dai, dispositivi. insomma. Sì, esatto, però vabbè, queste sono cose che sappiamo e ci accontentiamo. È un po' il gioco, sì. Sì, ed è lì però poi non capisco perché far uscire, cioè nel senso, prendiamo Lì appunto forse, Mi ecco, se 10. tu vuoi quello, dovresti puntare sul top di gamma che sicuramente verrà un po' più gestito, magari. Sì, però comunque anche il Mi 10 avrà comunque dei bug, cioè nel senso la MIUI è quella, la mia 12, non penso che venga Ma non esiste. curata molto di più. Scherzo. Eh? No, niente, sto dicendo, non esistono bug nella mia 12, scherzo. Sono tutte feature. Esatto, tutti feature. Esatto. Vai di caramella! Caramella, no, non ne ho caramelle. Mi dispiace perché anche con la Ma che domotica mi si è, guarda, ma come? ti giuro, anche con la domotica mi si è sballato per la seconda volta come si chiamano? Le interazioni, le automazioni e non posso più disattivarle perché mi Guarda dice che con c'è un l'allarme errore. di Xiaomi Sì, Home, Mi Home. esatto, sì, Mi Home. Ma a me non mi è mai saltato, però, dico la verità. No, no, mi è saltato già per la seconda, mi sono ritrovato una lampada che non è mia, tipo la B-side lamp con scritte cinesi, quindi Ottimo. non so. Ma tu avevi Esatto. tutto italiano? Cioè, nel senso, Tutto oppure avevi italiano, sì, 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 tutto paccheggiato? italiano. Ho comprato tutto in Mi Italia. ricordo che l'abbiamo comprato insieme al mistore lì a Coso, Esatto, a sì, sì, Prezzi. sì, esatto, sì. Ah, sì, adesso ricordo. Quindi Niente, cioè, caramelle direi che nessuna perché non posso nemmeno utilizzare le cuffie wireless. Niente, cioè, non ho caramelle, ho solo la community come caramella, va bene? Tutta la famiglia che ci gira intorno. Grazie, vabbè, sono commosso. No, perché Vabbè, effettivamente diciamo che, come dicevi tu, Greg, no? Che se non c'è la community non c'è il brand. assolutamente. Non è Apple che praticamente è il brand Apple, no? Perché non ha una community, non fa eventi come noi, magari in Italia, non so se in America hanno una E lì è community. cioè, il brand è così forte, così... Esatto. Però può anche essere, diciamo, anche sordo in un certo senso, perché il fatto Il stesso... brand è così forte che non ha bisogno della community. Esatto, Sì, sì, però può anche appunto. essere sordo, no? Nel senso che, appunto, quello che dicevamo prima, pre-puntata, se non sbaglio, adesso è tutto confuso, però quello che dicevamo prima, cioè nel senso che Xiaomi ascolta le persone, ascolta la community e quindi magari fa delle modifiche, come dicevo prima per il DNS, mentre è impossibile, tra virgolette, che a meno che Apple, sì, sì. tantissimi, cioè centinaia di persone magari si uniscono, fanno, che ne so, un gruppo su Reddit specifico, che ne so, qualcosa così, Mhm. che possa fare una modifica, però è veramente difficile perché lì è più, diciamo, tirannica la cosa, quindi ci può stare. No, no, Vabbè, certo, infatti vedi come siamo adesso, cioè nel senso Xiaomi ha superato Apple, il motivo ci sarà comunque. beh, lì c'è anche da dire che vengono venduti anche telefoni da 100 euro e quindi è No, normale che certo, quel numero certo. venga superato Apple, però Però effettivamente anche è se vero che chi compra il telefono da 100 euro non magari compra il Mi 10 da a 700. Samsung o a Huawei, vuol dire che ci siamo, insomma. Sì, no, quello che dico è chi compra comunque il telefono da 100 euro, che sia Xiaomi, Poco, Redmi, non compra il telefono da 800 euro che è il Mi 10. Nel Sì, senso, sì, sicuramente, però dico, quelli però fa volume di vendita e quindi alla fine sì, ci no, sta ovvio, che arrivi ovviamente. al terzo posto. Però nulla toglie che ad arrivarci al terzo posto, perché per esempio Oppo, che tra virgolette su carta è una multinazionale, cioè non una multinazionale, un brand più grosso di Xiaomi dal punto di vista solo di smartphone, meramente smartphone, non riesce comunque a sfondare nel resto del mondo. Comunque adesso sicuramente con pubblicità eccetera eccetera riuscirà in futuro a sfondare, però non lo so, dovrà comunque colmare un grosso gap che avrà raggiunto Xiaomi. Insomma, sarà entrato perché adesso anche la mamma Sì, di Nicola sì. è con Xiaomi. E invece no, la mamma di Nicola è passata ad iPhone. Ah, oddio. Oh, Già, va bene. abbiamo Fatto questa vedere che non so. gravissima perdita in famiglia. Vabbè. Se, La Ha madre bandita dalla avuto un casa. Redmi 6 per se credo stufa, un basta. anno
Redmi 6A e non riusciva a far niente. Va Non bene, riusciva allora a far niente. Aveva facciamo Instagram, Facebook, WhatsApp e basta. giallo E zafferano, se non crashava sbaglio. tutto. Giallo Guarda, io ho avuto... Zafferano, siccome aveva bisogno di uno schermo grande per le ricette, lo guarda dall'iPad che Ah, ok. abbiamo da tempo immemore. Un Però vedi, iPad 2. vedi, scusate se faccio una piccola parentesi, se perdiamo tempo, arriviamo veramente a 2 ore di puntata, però vedi, già la mamma aveva il bug dentro dell'iPad, cioè lei già era piano piano si era drogata con l'iPad, quindi c'era, è vero, si era già Guarda, abituata alla facilità dell'iPad, zero problemi, è grande, quindi si è trovata magari bene con la sua semplicità, e quello lì, siamo sempre lì. io ho utilizzato un Redmi One, può essere, o Redmi Go, Mhm. Mm? e avevo installato Instagram e non laggava. Un gioco stupido laggava tantissimo. Non mi Eh, spiegavo questa cosa. E lì Instagram penso lo che sia una reggeva. questione di ottimizzazione, cioè, eccetera. Ma aspetta un attimo. Ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. So, volevo... Che Ah, è la sirena di fine turno questa? Esatto. Molto bene. Fine turno, ragazzi, no, ma veramente non è che mi spiace perché mi stavo divertendo. Penso che sia una delle puntate più belle. Devo dirla, sta cosa qua mi è piaciuta un Perché non sacco. c'ero io, quindi. Esatto. No, perché abbiamo fatto la pre-puntata che lascerò, taglierò giusto i pezzi che c'era di silenzio, così. La pre-puntata è stata fighissima e poi dopo ci siamo sciolti, mi è piaciuta. Poi, come al solito, c'è una bella compagnia, adesso faccio il E siete lecchino, ma no, sciolti come il marshmallow sulla cioccolata no, calda. stavo per dire, quando ho detto come i marshmallow a Natale. Sentite, l'ultima No, sulla cosa, cioccolata calda ho detto. sporiamo... No, ho detto marshmallow però, cioccolata calda. Marshmallow. Sì, stavo per dire anch'io. Vabbè. Eh. Sentite, velocissimo, una cosa stupida che mi è venuta in testa adesso. Cosa mangerete? Sicuramente cosa si mangia a casa vostra nel cenone? Cioè, qual è il piatto tipico del cenone di casa vostra? Oh, Dio, non lo so. Il Velocissimi. pasticcio. Pasticcio per Nicola, vai, carcalo. Io niente perché abito da solo. Vabbè, ma non No, fa la differenza. Cioè, il McDonald's. lui va alle No, penso gli struffoli. A Cioè, a fine casa Uh, tua pasto. è tipico mangiare i strufoli a Giù da me Natale. sì, giù in Puglia Ah, si chiamano purciduzzi, sono tipo gli struffoli. A fine Cruci pasto Bucci. mangi. Va bene. Sì. Poi abbiamo, vai Mirko, insomma, Oddio, Arrosticini per una Mirko, cosa che con me. sicuramente non può direi mancare. quello, ma di beh, solito più che giusto. direi quello, di solito ultimamente a Natale vado fuori, quindi quello che Però anche troviamo al ristorante, quest'anno no, non può mancare la tavola. Qua taglio. sinceramente, lo sai che non... No, gli arrosticini, ma anche a Natale, dai, ma che cavolo. Veramente, anche a Natale? E sei Gli veramente una bandiera. arrosticini sempre, cioè... È non vero c'è che fretta. L'arrosticino è lo spritz per il Veneto, cioè, capito? Esatto. va bene, è un po' come l'alcol per il Friuli. Vai Ricky. Ti direi il pasticcio e ultimamente abbiamo preso l'abitudine a Natale di fare tipo il pollo ripieno. Ah, cioè tipo la versione minima, no, light del coso, Del cotechino. no, come si chiama? Il giorno di ringraziamento, in Ah, il America. tacchino. Il tacchino, sì, la versione minion del... Sì, Ok. sì, disossato con il bisturi. Ok. Va bene, e dopo questo, quindi... Benissimo, finiamo questa puntata. Ringrazio veramente tutti per questa puntata. Ringrazio Davide che è arrivato nel last minute. Grazie per lo sforzo per essere riuscito a venire lo Grazie a stesso. voi. Ringrazio Nicola, ringrazio Mirko, ringrazio Ricky. Ringrazio Greg che è veramente bravissimo, un bellissimo uomo. Veramente complimenti, Greg. È stato un bell'uomo. Modesto, mi dicono. Esatto, clapping per tutti. Grazie a tutti ragazzi, un abbraccio, vi voglio bene, buon Natale, non l'abbiamo detto ancora, che questa è la puntata speciale delle buone feste, buon Natale, auguroni, devo dire, lo so che fa triste, sai quelle cose là, auguri a te famiglia, anche a te, però. Vabbè. Sarà E il mio quindi... messaggio tipo sullo stato di WhatsApp ogni giorno, anche a te.
Anche a te famiglia. Queste cose qua. Esatto, sì, sì. Va bene, dai. Un abbraccio ancora, ragazzi. Vi voglio bene. Grazie per questo splendido anno. Grazie a voi. Siamo pronti per il 2021. Io voglio la sigla, No. vai con la sigla. Io Ah, no. devo fare la sigla finale. Voglio la sigla. La sigla, vado. Tanto quest'anno Vai. è sempre Jingle Bells. Vai! Anche io, Babbo anche io. Natale che si muove sulle strade di New York.